Bene, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo il piacere di avere il professor Luca Calatroni del Dibris che ci presenterà ci farà una conferenza dal titolo molto accattivante: Imaging computazionale e apprendimento da esempi. Il professor Calatroni si occupa appunto di analisi di immagine, però in diversi contesti, contesti biologici che mi sono un po' più vicini, la microscopia a fluorescenza, e in altri, tra l'altro, il restauro digitale di affreschi. Interessante, bene. E poi parlerà dei recenti approcci basati sull'apprendimento da esempi. Il professor Calatroni è rientrato da poco dall'estero, dalla Francia, adesso è professore associato al Dibris, all'Università di Genova, e niente, lo ascoltiamo con piacere e ti lascio la parola. Prego. Grazie mille per la presentazione, per l'invito, sono molto felice di essere qui. Parlo per ultimo rispetto alle varie unità di ricerca di Malga. Sì, giusto per due parole, faccio parte di questo centro interdipartimentale all'interfaccia tra la matematica, la fisica e l'informatica. Cercherò infatti in questa presentazione di darvi un'idea di come queste tre discipline si uniscono nel contesto dell'imaging computazionale. Quindi vedremo un po' come la fisica ci permette di definire dei modelli che spiegano come le immagini vengono acquisite, come la matematica ci permette di risolvere problemi per trovare informazioni dalle immagini, e come l'uso di dati, in particolare uso e tecniche di apprendimento da esempi, quindi machine learning, deep learning e più in generale l'intelligenza artificiale, permettono di migliorare gli approcci classici. Allora, prima di iniziare in questo potpourri di volti e di foto, vorrei un attimo ringraziare tutte le persone che sia qui a Genova sia un po' in giro per l'Europa hanno contribuito allo sviluppo di questi progetti. Ho un'unità all'interno di Malga che si occupa appunto di imaging computazionale, con una particolare applicazione alla microscopia a fluorescenza, e stiamo per questo collaborando con il gruppo di Giuseppe Vici-Domini all'Istituto Italiano di Tecnologia. Abbiamo appena iniziato una collaborazione che è molto promettente, in cui credo molto, quindi insomma sono felice anche di raccontarvi un po' quello che facciamo insieme. Ho ancora qualche studente in Francia, quindi anche con loro abbiamo portato avanti alcuni progetti legati all'imaging medico, l'imaging per microscopia, restauro digitale, come vi dirò un po' nelle ultime slide della presentazione. E ora posso iniziare. Per iniziare, visto che la presentazione parla di immagini, vi devo spiegare in poche parole, in modo semplice, che cos'è un'immagine e come un computer legge un'immagine. Okay? Quindi per farlo immaginiamo di voler acquisire un'immagine di un oggetto attorno a noi, un'immagine tridimensionale, per esempio di una cellula, un virus o anche di questa stanza. Questo è un oggetto che vive un'entità che vive in un contesto tridimensionale, e per essere acquisito passa da un certo sistema di acquisizione. Okay? Questo sistema di acquisizione, per esempio, può essere un microscopio, nel caso in cui ci interessiamo a capire come sono fatte le cellule, può essere un telescopio, in cui siamo invece interessati a capire come sono fatti pianeti, stelle o buchi neri, come vedremo in seguito. Può essere semplicemente la fotocamera del vostro cellulare per immortalare un'immagine di questa giornata, o può essere per esempio uno scanner medico nei contesti per esempio di risonanza magnetica. A partire da questa scansione fatta col sistema d'acquisizione otteniamo tipicamente una rappresentazione spesso parziale del campione di interesse. Potremmo immaginare in questo caso, per questo oggetto, di rappresentare una visione frontale della cellula che vediamo a sinistra, e a quel punto dobbiamo capire come il computer la processa. Quindi il computer ama i numeri, ama processare numeri, e quindi per rappresentare questo dato visuale quello che tipicamente succede è che tramite operazioni di campionamento l'immagine viene rappresentata all'interno di una griglia regolare, i cui elementi sono i pixel dell'immagine, e a cui vengono associati dei valori di intensità luminosa, quindi di colore se vogliamo, che nel caso più semplice di immagini in scala di grigi variano dal nero al bianco. Okay?
Questo viene fatto effettivamente associando a ciascun quadratino, a ciascun pixel della mia rappresentazione, un valore in questa palette, dove quindi 0 rappresenta il nero e 255 rappresenta il bianco, e questo è il tipo di dato che viene processato dal computer. Okay? Siamo abituati tipicamente a ragionare a colori, quindi questo è un esempio semplificato di immagini in scale di grigi. Non è difficile generalizzare, anche se per quello che segue è sufficiente che voi capiate questo di esempio. Nel caso di immagini a colori, ogni elemento della griglia, ogni pixel, avrà 3 valori e non solo uno, corrispondenti al canale rosso, verde e blu, e la loro combinazione darà il colore. Okay? Quindi capire come a partire dall'oggetto di interesse si passa alla misura effettuata consiste nel capire il problema diretto, e in questo ci viene in soccorso la fisica. Okay? Al tempo stesso, una domanda legittima è quella di capire, al contrario, come dall'osservazione si può risalire alla quantità di interesse, quindi all'oggetto a cui siamo interessati, alla causa dell'osservazione, e questo è un problema inverso. Quindi per iniziare partirei dalla spiegazione di alcuni modelli fisici molto semplici in alcuni contesti di interesse applicativo, dove per fissare qualche piccolissima notazione, come amiamo fare noi matematici, chiameremo d'ora in poi input, quindi x, l'oggetto di interesse, l'immagine che rappresenta la quantità che vogliamo trovare. L'output sarà la misura, quindi quello che viene fuori dal sistema di acquisizione, e possiamo immaginarci il sistema di acquisizione rappresentato da una certa funzione, ok? F, che codifica quelle che sono le leggi fisiche che legano l'input e l'output. Ovviamente a seconda del tipo di applicazione, dal tipo di contesto, possiamo immaginarci diversi tipi di funzioni legati per esempio a leggi ottiche, nel caso di acquisizioni legate alla microscopia o ad imaging astronomico per esempio, o altri tipi di processi che seguono quindi altre leggi nel caso di imaging medico o di imaging di immagini naturali come quelle che possiamo acquisire con la nostra fotocamera digitale. Okay? Quindi il modello fisico sarà rappresentato dentro questa quantità f, ora vi darò un esempio concreto nel caso della microscopia, e l'osservazione, il dato misurato, lo indichiamo con y e sarà soggetto non solo al processo d'acquisizione ma anche ad alcune possibili interferenze che tipicamente derivano dal fatto che l'acquisizione è effettuata con sistemi elettronici, quindi c'è sempre un certo grado di incertezza. Prendiamo come esempio la microscopia e prendiamo un sistema ottico estremamente semplificato, in cui quindi immaginiamo di avere un campione identificato con un unico punto luminoso e vogliamo rappresentare, vogliamo misurare questo punto luminoso. Provo a usare questo, vediamo. No, va benissimo. Quindi questa è la sorgente luminosa e vogliamo capire qual è la legge fisica che lega la causa all'effetto. Okay? Stiamo cercando di osservare della luce, in un certo senso, una luce che passa attraverso un sistema ottico che in modo estremamente semplificato qui rappresenta il microscopio, un sistema ottico rappresentato da lenti e specchi, e che quindi crea degli effetti di diffrazione. Questi sono effetti che tutti noi abbiamo visto, che tutti noi abbiamo in mente. Pensate per esempio alle onde del mare che si infrangono contro uno scoglio, l'onda che si propaga in linea retta viene poi diffratta e quindi segue un cammino diverso. Quindi a partire da un punto luminoso, per via della legge di diffrazione, questa è la legge fisica, viene misurata quella che in inglese si chiama point spread function e che è letteralmente la funzione che spiega come una sorgente luminosa si spalma, si spande in una regione spaziale, quindi non puntiforme. Okay? Questo, come dicevo, è un esempio semplificato dal momento che l'oggetto in questione è solamente un punto. Immaginiamo ora di avere a che fare con un campione biologico, per esempio, o con un oggetto non formato da un punto solo. Grazie. L'effetto che quindi osserviamo qui per un punto solo si ripercuote su tutti i punti dell'oggetto di interesse tramite un'operazione che, ricordandoci quella che è la rappresentazione in numeri di un'immagine, può essere ben esemplificata in questo modo. Immaginiamoci quindi che per ogni punto in esame l'effetto di diffrazione viene propagato sulla griglia di acquisizione. Quindi
potete immaginarvi come una piccola finestra che scorre lungo l'insieme dei punti di interesse e che crea questo effetto di diffrazione. Questa è un'operazione ben nota in matematica, si chiama convoluzione e che crea tipicamente delle osservazioni sfocate. Vediamo un esempio più semplice che spiega quali sono le barriere che la fisica impone nel caso per esempio della microscopia. Non abbiamo più un punto, ora ne abbiamo due. Questi due punti sono illustrati qui a distanze sempre diverse e sempre più piccole. Okay? Abbiamo due punti distinti, abbiamo capito che tramite diffrazione la luce emessa dal punto viene espansa su una regione spaziale, questo avviene anche per il punto a fianco. Qui riusciamo ancora a distinguere due punti distinti in quanto tali. Qui riusciamo a malapena a distinguere che si tratta di due entità distinte, mentre quando i punti sono troppo vicini non ce la facciamo più. Questo crea il cosiddetto problema di risoluzione di un'immagine che in contesti di microscopia classica a fluorescenza, per esempio, può essere definito come la distanza minima sotto cui non è più possibile individuare due punti come entità distinte. Okay? E questo, giusto per darvi un'idea, è dell'ordine di 200 nanometri. Quindi la legge fisica qui impone una barriera che non può essere superata e che in particolare dice che oggetti più vicini di questa distanza non possono essere distinti. Okay? Quindi questo modello fisico molto semplice è un modello di convoluzione che però ci illustra anche quali sono le barriere da superare, per esempio con l'aiuto della matematica. Giusto una piccola nota su quelle che possono essere le fonti di interferenza. Quando la luce del campione, dopo essere stata diffratta, arriva verso il sensore d'acquisizione del nostro strumento, possiamo immaginarci quindi a un insieme di fotoni che raggiunge delle piccole celle del sensore d'acquisizione e in queste celle i fotoni vengono raccolti, quindi vengono contate, diciamo, le particelle luminose che corrispondono al segnale. Okay? Questo è di per sé una fonte di interferenza, una fonte che può creare rumore e in particolare nel contesto della microscopia può essere modellizzata da delle leggi molto specifiche, da processi stocastici in particolare specifici come il processo di Poisson, che qui deve essere inteso semplicemente come una causa di interferenza, una causa di incertezza sulla misura. In modo più compatto possiamo quindi vedere il processo di acquisizione, il processo di formazione dell'immagine X come la composizione di due fonti di degradazione, dapprima la convoluzione, quindi la diffrazione dell'immagine tramite il sistema ottico e poi l'aggiunta di rumore. Quindi a partire da questa immagine vediamo in questo risultato dapprima una perdita di definizione e del rumore causato per esempio dall'interferenza. Ok, questo è un modello fisico molto semplice che però è sufficientemente complicato per rappresentare la maggior parte dei problemi in microscopia e per esempio in imaging astronomico e quindi ho scelto di presentarvelo per questo motivo. Oh, scusate. Guardiamo invece la freccia al contrario. Capiamo adesso invece come a partire dalle misure possiamo ricostruire, se ce la facciamo, delle immagini interessanti. Quindi guardiamo che cos'è un problema inverso. Un problema inverso, quindi una questione matematica che si può spiegare così, a partire da una o più misure, che nel caso della microscopia possono essere fatti così, quindi un video di immagini diffratte e con rumore, come a partire da una certa conoscenza sul modello fisico, sul sistema ottico e sul tipo di rumore che appare in queste immagini, è possibile in qualche modo risalire all'immagine originaria. Quindi come da questo si può ritornare qui. Ok, scusate, questo non è un problema comune solo alla microscopia, anche se di questo ho deciso di parlarvi. Non spenderò molte parole su quelle che possono essere per esempio le applicazioni di problemi inversi all'imaging medico, perché un mese fa c'è stata una presentazione direi incentrata su questo. Ma sappiate che l'idea di ricostruire delle quantità di interesse a partire da misure, come in questo caso nel caso di tomografia, è un problema molto comune ad altri ambiti applicativi. Okay? Questo per esempio è un ambito che ha avuto particolare importanza negli ultimi anni e riguarda la visualizzazione di buchi neri, okay? A partire da misure indirette. Non mi occupo particolarmente di questo, ma giusto per dirvi
Il contesto, il buco nero è una massa che è talmente densa che assorbe tutta la luce che riceve, non può essere attraversata nemmeno dalla luce, e quindi la visualizzazione di un buco nero si fa tipicamente guardando quello che succede attorno al buco nero. Okay? Questo viene fatto utilizzando, potremmo dire, un telescopio che è sparso in varie zone del mondo e che permette di vedere come dei gas che si formano attorno al buco nero si concentrano e gli effetti che hanno per poi appunto risalire all'immagine del buco nero in maniera indiretta. Questo è anche un problema inverso. Ok, quindi ritorniamo un attimo a delle formule. Questa è l'unica slide che contiene formule, ve lo prometto, non ce ne saranno molte altre, però abbiamo visto prima come in termini matematici è possibile spiegare il problema diretto, quindi il problema che a partire dall'immagine x di interesse mi dà la misura. Questa è una modellizzazione matematica del problema, in cui quindi mettiamo la nostra fiducia scrivendola come equazione e quindi dicendo che per noi la misura è ottenuta in questo modo. Questo può essere quantificato alternativamente dicendo che la distanza tra l'osservazione, un certo tipo di distanza tra l'osservazione e il modello fisico che rappresenta il processo d'acquisizione è piccola. Se il modello è ben fatto, stiamo dicendo che stiamo rappresentando bene la misura con un buon modello matematico. Rendere una distanza piccola, renderla idealmente uguale a 0, ci porta un po' verso la direzione di un problema di minimizzazione, come si suol dire. Tipicamente i problemi inversi vengono risolti infatti in contesti matematici come problemi in cui si cerca di minimizzare una certa quantità che è data dalla somma di due termini, un termine che rappresenta la fiducia nel modello fisico che stiamo cercando di rappresentare, proprio come dicevo prima, e un altro termine che cerca di incorporare quelle che da matematici pensiamo e supponiamo possano essere le informazioni a priori sulla soluzione. Vi do qualche esempio. L'informazione a priori, per esempio in ambito biologico, può essere di tipo puntiforme. Ha senso immaginare che la soluzione, per esempio, sia formata da tanti punti. Questo nel caso in cui si misurano delle molecole. Poche molecole nell'immagine è una buona soluzione e c'è un oggetto in matematico che ci permette di codificare questa ipotesi. Altro tipo di ipotesi è quella che riguarda un'immagine fatta così, in cui non ci sono più punti, ma ci sono tante regioni ad intensità costante. Vediamo per esempio qui una regione a intensità costante uguale che è nera, il background pure, e altre regioni di diverse intensità di grigio. Eppure questo ha una modellizzazione matematica nota che è possibile utilizzare per imporre delle informazioni a priori sulla soluzione. Ce ne sono anche di più complesse che per esempio riguardano come è possibile rappresentare un'immagine che ha delle variazioni graduali di intensità, in particolare variazioni lineari di intensità. Possiamo immaginarci che quindi questa formalizzazione sia utile, ma non sia esaustiva, nel senso che le immagini che conosciamo hanno tipicamente delle rappresentazioni molto più complesse di punti, regioni costanti e variazioni lineari di intensità. Ed è qui che l'apprendimento da esempi può per esempio darci una mano. Giusto per concludere la parte sulla modellizzazione matematica, riprendo quindi l'oggetto chiave per il processo di ricostruzione, che è questo problema di ottimizzazione dove cerchiamo di adeguare il modello fisico con la nostra conoscenza a priori, e questo si fa quindi minimizzando una funzione ed è quindi diciamo, un problema tipico dell'ottimizzazione, ottimizzazione su cui pure avete avuto una presentazione dedicata, quindi non spenderò troppe parole, ma giusto per dirvi come funziona, l'idea è di partire con un'immagine che può essere ritenuta come una buona approssimazione di ciò che cerchiamo, ma che in qualche modo vogliamo migliorare. Questa è un'immagine che possiamo immaginarci rende la funzione che stiamo cercando di minimizzare grande, e a partire da una serie di istruzioni, tipicamente un algoritmo, cerchiamo di decrescere i valori di questa funzione per arrivare a soluzioni migliori. In questa rappresentazione possiamo immaginarci che partiamo quindi da punti che sono a monte di una certa funzione e cerchiamo di far decrescere la funzione facendola andare a valle. Ok?
Quindi cerchiamo di fare questo per arrivare a dei punti, per esempio questo o questo, dove non è più possibile far decrescere la funzione, e queste sono le soluzioni che potrebbero essere adatte al nostro problema. Ok? Quindi nel momento in cui non riusciamo più a far decrescere il nostro funzionare, il nostro criterio, andiamo a vedere cosa abbiamo ottenuto e tipicamente abbiamo delle soluzioni che sono migliori. Per esempio in questo caso abbiamo un'immagine molto più definita di questa, per quello che riguarda le varie strutture non visibili nell'immagine di partenza. Ok, ora cerchiamo di capire dove entra l'intelligenza artificiale, come può aiutarci quando si risolvono problemi di trattamento di immagini. Finora abbiamo visto un paradigma classico di ricostruzione, che è quello secondo cui, data l'osservazione e il modello fisico codificato in una certa matrice, ovvero un operatore che descrive il sistema di acquisizione ottico, cerco la ricostruzione corrispondente. Questo è quello che vi ho detto finora. Il paradigma alternativo, più proprio della teoria dell'apprendimento da esempi, consiste più che altro nel cercare di far capire al computer qual è la relazione che lega un insieme di dati, per esempio sfocati e con rumore, a un insieme corrispondente di dati dove non c'è più sfocatura e non c'è più rumore. Okay? L'idea è che se il computer ne vede abbastanza, probabilmente sa imparare a fare la stessa operazione anche su dati nuovi. Okay? Quindi l'idea qui è di dare dati di esempio per cercare di capire qual è la mappa che associa a una certa immagine, per esempio sfocata, alla corrispondente immagine pulita. Okay? Come si fa? Questa è la chiave, questa è, diciamo, oggigiorno la tendenza è quella di usare reti neurali o in generale tecniche di deep learning che fondamentalmente spiegano il processo che va da immagine sfocata a immagine pulita attraverso una funzione molto complicata formata da operazioni elementari, ma molte funzioni elementari composte, caratterizzata dalla presenza di tantissimi parametri da stimare che, non appena vengono dati sufficienti esempi, riesce quindi ad essere allenata per ripetere le operazioni anche su immagini nuove. Qual è il problema da matematico in un certo senso in questo tipo di approccio? Molto spesso la scelta di questa funzione, la scelta di quella che si chiama l'architettura della rete neurale, quindi la struttura della rete per effettuare il processo da y a x, è in qualche modo muta, sorda e cieca rispetto alla fisica del processo di degradazione. Vi ho parlato di come sia importante per tante applicazioni, sia anche lecito immaginarci di conoscere qual è la fisica del problema, per esempio nella microscopia. Semplicemente utilizzare tanti dati e tanti esempi che legano y a x è in qualche modo invisibile a questa conoscenza e pertanto molto spesso l'utilizzazione di questi approcci, benché estremamente efficace da un punto di vista pratico, manca di garanzie teoriche e manca anche di interpretabilità. Quello che si può fare però è un approccio ibrido, in cui per esempio, ritornando al nostro problema iniziale, quindi quello in cui cerchiamo di adeguare il modello fisico alle nostre informazioni a priori, non scegliamo di rappresentare l'intero processo di ricostruzione con una rete neurale, quindi con un qualcosa che semplicemente sfrutta esempi, ma manteniamo una certa ancora a quella che è il modello fisico e cerchiamo di rappresentare solo una parte del processo di ricostruzione con delle reti neurali. Giusto per darvi un'idea, potremmo pensare quindi che a partire dall'osservazione ci fidiamo di quella che è la nostra conoscenza sulla fisica e modellizziamo per esempio, come dicevo prima, solamente l'informazione a priori con degli esempi. Questo si spiega bene per esempio nel caso in cui siamo interessati a ricostruire, supponiamo, delle immagini naturali tendenzialmente molto diverse tra loro. Supponiamo di voler ricostruire delle immagini naturali, queste possono essere per esempio dei cavalli, delle barche, ed è molto difficile scrivere in termini matematici quello che è un cavallo, quello che è una barca. Potremmo pensare di farlo localmente, potremmo dire che qui l'immagine è praticamente costante, ma descriverlo in termini matematici non è così semplice. Quello che potrebbe essere fatto invece è dare
molti esempi di immagini naturali per far sì che l'apprendimento da esempi ci dia un modo di rappresentare la classe di immagini naturali, okay? Cosa che in termini matematici è molto più complicato fare. Okay? Quindi questa è un'integrazione ormai abbastanza classica delle tecniche di intelligenza artificiale a tecniche classiche di ricostruzione, che si è rivelata efficace in tantissime applicazioni, e ve lo farò vedere come ultimo caso applicativo in quello che segue. Okay. Ho deciso di presentare 3 casi applicativi molto diversi tra loro e che seguono anche una certa cronologia temporale, nel senso che il primo esempio riguarda effettivamente il restauro digitale di manoscritti miniati. È stata un'applicazione di cui mi sono occupato circa, direi, 15 anni fa. È un caso in cui i dati sono pochissimi, quindi non ha senso nemmeno chiedersi se utilizzare tecniche di apprendimento da esempi. Le tecniche utilizzate quindi sono tecniche classiche, ma per questo molto ben comprese, molto studiate ed estremamente affidabili. Quindi il contesto è il seguente. È un progetto nato in collaborazione con il Museo Fitzwilliam dell'Università di Cambridge, che si è occupato della digitalizzazione di un manoscritto miniato di 14 pagine che risale al 1500. È un manoscritto dedicato a Claudia di Francia, ai tempi bambina, figlia di Luigi XII e Anna di Bretagna. Okay? È un manoscritto che contiene a livello testuale delle riflessioni e dei pensieri per bambini e che tra le varie scene rappresentate descrive anche la cacciata di Adamo ed Eva dall'Eden. Okay? È un manoscritto antico, è un manoscritto fragile, un manoscritto che quindi è stato digitalizzato anche per permettere, per motivi di mediazione culturale, l'accesso a un pubblico più vasto, e che è stato analizzato e scansionato non solo tramite acquisizione, diciamo, con macchine fotografiche ad alta risoluzione, ma anche con tecniche un po' più sofisticate, tipicamente nello spettro di luce del quasi infrarosso. Questa è una cosa che spiegherò meglio dopo, ma che permette di estrapolare informazioni anche al di là del visibile. Okay? Quindi vi faccio vedere ora il problema piuttosto curioso che ci siamo trovati ad affrontare. Riguarda appunto alcune delle scene rappresentate in questa pagina, dove si è notato, a partire da un'analisi dell'immagine visibile e dell'immagine non visibile, che un secondo proprietario di questo manoscritto, stiamo parlando del 1800, quindi sono passati un po' di anni, aveva preferito aggiungere delle foglie o dei vestimenti alle parti nude di Adamo ed Eva per motivi di censura o semplicemente perché riteneva che, essendo un libro per bambini, le parti nude non fossero adatte ad essere rappresentate. Questo è stato possibile scoprirlo da un'analisi dell'immagine nello spettro del quasi infrarosso, che quindi non permette l'acquisizione di immagini a colori, ma solamente in un certo spettro di luce, effettivamente quello in prossimità delle lunghezze d'onda dell'infrarosso, che ha mostrato come effettivamente i vestimenti e le foglie fossero state aggiunti in un secondo momento. Questa è una tecnica piuttosto utilizzata nel restauro digitale di affreschi e di manoscritti miniati, perché permette anche di rivelare quelli che sono i bozzetti, i disegni preparatori, quelli che sono le sovraverniciature, che per esempio in questo caso hanno mostrato come l'aggiunta fosse stata fatta dopo. Quello che ci è stato chiesto è stato, bene, a partire da queste due immagini, dove da un lato vediamo un'immagine visibile, dall'altra vediamo un'immagine invisibile all'occhio umano perché è visibile solo all'infrarosso, è possibile ritrovare una versione originale dell'immagine, perché questo potrebbe dare delle informazioni non solamente specifiche per questo particolare manoscritto, ma anche, se vogliamo, del contesto sociale, che per esempio poteva immaginarsi come venivano fatte le sovraverniciature, quali sono per esempio i motivi in quali casi queste parti nude erano state coperte o scoperte. Quindi la tecnica è stata piuttosto semplice, nel senso che dapprima si è evidenziato a mano qui quelli che erano i contorni delle parti che erano state aggiunte in un secondo tempo, e a questo punto l'idea era di
fondere le informazioni di colore con le informazioni geometriche e anatomiche contenute nell'infrarosso. Questo lo si può fare, ed è stato fatto, con una tecnica estremamente semplice di trattamento di immagini, in cui diciamo, non mi dilungo nei dettagli, ma che è basata su due concetti comprensibilissimi, che sono quelli di diffusione e di trasporto, e che funziona così. Quindi torniamo un attimo alla rappresentazione dell'immagine come insieme di pixel e di valori, per esempio in scala di grigi. Ok, questo è un caso esemplificato. La diffusione è quella che nel processo di fusione di informazioni geometriche a informazioni di colore permette di armonizzare ogni pixel con i suoi vicini, e quindi immaginatevi di trasferire questo settore dell'immagine invisibile diciamo, visibile solamente all'infrarosso nell'immagine a colori. Ovviamente se facciamo un copia e incolla di questo tipo vediamo un'immagine grigia su un'immagine a colori, e questo ovviamente non è ciò che veniva richiesto. Quindi l'idea è di armonizzare il colore utilizzando informazioni adiacenti, e d'altra parte c'è un termine di trasporto che semplicemente sposta quelle che sono le informazioni in un pixel a informazioni in un altro pixel, e che in questo caso sposta quelle che sono le informazioni anatomiche contenute nel quasi infrarosso nell'immagine visibile. Okay? Questa è una equazione alle derivate parziali, sono diciamo, oggetti matematici che descrivono fenomeni fisici di diversa natura e che sono stati usati largamente nel trattamento delle immagini, proprio perché si spiegano bene, sono ben conosciute, si capiscono molto bene, e in questo caso dovete pensare quindi al doppio processo di diffusione e trasporto come un qualcosa che va di pari passo, okay? Che quindi a un certo punto sposta l'informazione e da un punto di vista di colore la armonizza coi vicini. Quindi effettuando questo tipo di lavoro siamo riusciti a riportare alla luce ciò che voleva essere riportato alla luce, e ce ne siamo occupati in contesti anche in cui il problema era di cercare di capire se la famosa foglia di fico di Adamo fosse stata effettivamente aggiunta a posteriori o se era già presente nella rappresentazione originale. Quindi l'analisi al quasi infrarosso ha permesso di notare che in realtà la foglia di fico era già stata disegnata e colorata dall'autore in origine, e quindi in questo caso abbiamo dovuto fare un po' più di attenzione per rimuovere solamente le parti che effettivamente erano state aggiunte a posteriori, okay? Ottenendo quindi una rappresentazione, se vogliamo, digitale del dettaglio il più possibile fedele all'originale. Okay? Come secondo caso applicativo, cambiamo totalmente e vi parlo di percezione visiva. In particolare vi parlo di un progetto fatto qualche anno fa, una collaborazione tra matematici e neuroscienziati, che voleva capire quelle che sono le false percezioni a cui siamo soggetti nel momento in cui guardiamo delle illusioni ottiche. Okay? Il contesto fisico è il seguente: si parla di uno studio che ha valso che è valso il premio Nobel negli anni 80 a Hubel e Wiesel, che riguarda come i neuroni del primo strato della corteccia visiva, strato che si chiama V1, quindi quello che noi umani abbiamo circa qui, come si aggregano, come si organizzano per percepire delle caratteristiche visive molto semplici, come per esempio l'intensità e l'orientazione. Quello che è stato notato da parte dei due scienziati è che in corrispondenza di stimoli visivi l'elemento di orientazione, dove con orientazione intendo qual è la direzione che percepiamo essere quella più probabile per un punto in un dato luogo, quando lo acquisiamo con la vista, è un elemento che in qualche modo è automaticamente percepito dalle cellule di questa regione del cervello. Okay? Qui vedete una mappa, per esempio, di cellule di V1 di alcuni mammiferi, e ogni colore della mappa rappresenta la preferenza ad una certa orientazione. Quindi vuol dire che le cellule di V1 si organizzano in modo tale da avere cellule vicine che sono sensibili allo stesso stimolo rispetto alla stessa orientazione. Okay? Quindi questi sono studi che semplicemente spiegano quali potrebbero essere i modelli fisici e biologici che regolano la percezione di stimoli visuali.
Quindi il contesto per noi applicativo era quello di capire perché, per esempio, guardando questo video, dovreste avere tutti la falsa percezione per cui il quadrato grigio di intensità costante che parte dal centro e si sposta tra sinistra e destra, nel momento in cui va a sinistra viene percepito come più chiaro e nel momento in cui va a destra viene percepito come più scuro. Okay? In particolare ci siamo occupati di capire questo fenomeno per illusioni come quelle che riporto qui. Questa è essenzialmente la stessa, semplicemente è statica. Qui potete vedere due rettangoli apparentemente di intensità diverse, ma in realtà corrispondenti alla stessa intensità di grigio. Semplicemente qui la falsa percezione del colore avviene perché questo rettangolo viene messo, diciamo, su un contesto chiaro e schiacciato tra due rettangoli scuri, e viceversa quello a fianco viene percepito come chiaro per il motivo opposto, mentre quella di destra ve la faccio vedere proprio generata perché altrimenti non credo che ci credereste. È un'illusione detta di Chevreul, che è lo studioso che se ne è occupato. Si definisce come un'immagine dove c'è uno sfondo che varia in modo graduale dal nero al bianco ed ha al suo centro un target, un elemento che è un quadrato caratterizzato da alcune listarelle, ciascuna di un valore di intensità costante. Quindi qui vediamo che il grigio spazia da grigio chiaro a grigio scuro, e l'illusione si crea nel momento in cui, ve lo rifaccio vedere perché vi convinciate che veramente è la stessa immagine, girando il quadrato semplicemente nel senso della variazione del background, quello che ora siete, credo, tendenzialmente portati a vedere è che questa listarella e questa listarella non è più costante, ma al suo interno delle piccole variazioni. Okay? In particolare dovreste vedere qui più chiaro e che degrada fino ad ogni bordo successivo. Okay? Quindi abbiamo cercato di capire se ci fosse un modello matematico che spiegasse queste illusioni. Quindi qui il problema era: riusciamo a applicare un qualche tipo di equazione, di modello, di algoritmo che mette in luce questa falsa percezione. Okay? Come potete immaginarvi, qui un problema di partenza è stato come quantifichiamo la bontà del risultato. È difficilissimo capire quanto bene riproduciamo la falsa percezione visuale, quindi quello che vi faccio vedere è forse la tecnica più semplice che abbiamo scelto e che semplicemente va a guardare quelle che sono le variazioni di intensità lungo una linea, che è la linea centrale delle due immagini. Quindi il grafico che sto per farvi vedere è un grafico che mostra l'intensità di colore che parte da qui e arriva qui. Quindi nel caso specifico di questa immagine quello che vedrete è un grafico che inizia costantemente a bianco, scende a nero, sale a bianco, continua a nero, e che poi quando si trova in prossimità di questi due rettangoli assume un valore medio che è il valore grigio. Questo valore, vista l'illusione, è in realtà lo stesso per i due rettangolini, e quello che abbiamo cercato di replicare è una percezione diversa di questi due valori. Quindi questo è il grafico che ci ha in qualche modo reso felici, perché qui vediamo in blu tratteggiato questa alternanza di intensità bianche e nere. Qui vedete che in realtà i due valori in mezzo sono lo stesso, e questo perché effettivamente questo grigio è uguale a questo, ma qui possiamo apprezzare che dopo l'applicazione del modello siamo riusciti a replicare in prossimità di questo punto e di questo punto una diversa percezione, ovvero questo rettangolo siamo riusciti a renderlo percepito come più scuro e questo come più chiaro. Per questa illusione, che era un po' più complicata da gestire, ci ha dato un po' più di lavoro, siamo riusciti comunque a replicare questa variazione di intensità che, appunto, come vedevamo prima, va dal chiaro allo scuro per ogni scalino. Okay? Questo lavoro è stato molto interessante non solo perché a livello computazionale di modello abbiamo imparato un sacco, ma anche perché il modello finale che abbiamo trovato, il modello rappresentativo di questo tipo di illusioni, è un modello un po' difficile da scrivere, quindi ho deciso di non scrivervi le equazioni, ma che è basato veramente su termini di equalizzazione di contrasti, quindi diciamo oggetti ben noti a chi si occupa di trattamento di segnali, ed è in realtà basato su un principio di ottimizzazione. Questo sembra un po' astratto, ma in realtà è in accordo con quelle che sono le teorie neurofisiologiche della visione, che spiegano come il segnale visivo
nella corteccia V1, per esempio, cerca di ottimizzare i vincoli biologici per ridurre al minimo lo spreco. Quindi siamo riusciti a trovare un principio variazionale, quindi un'energia che viene minimizzata e che può essere utilizzata per rappresentare queste illusioni in accordo con la teoria. Concludo la lista e la panoramica di applicazioni facendovi vedere un esempio alla microscopia a fluorescenza e di come il trattamento di immagini combinato a tecniche di machine deep learning può essere prezioso. Abbiamo utilizzato queste tecniche in particolare per risolvere un problema di super risoluzione, dove ritornando alla nozione di risoluzione che avevo dato all'inizio della presentazione, l'obiettivo era cercare di migliorare quella che è la definizione di immagini come questa. Okay? Questa è un'immagine che rappresenta un campione, possiamo immaginare un campione biologico diffratto, questo perché l'acquisizione passa dal sistema ottico che crea diffrazione. Una tecnica che è stata premiata anch'essa col premio Nobel nel 2014, che ha permesso lo sviluppo di tecniche molto avanzate di super risoluzione, è una tecnica che potremmo tradurre in italiano come tecnica di localizzazione a molecola singola, basata su un principio molto semplice, ovvero piuttosto che illuminare e visualizzare, acquisire l'informazione del campione a uno stesso momento, si crea un video di acquisizioni dove solamente alcune delle molecole del campione vengono illuminate. Quindi non si crea un'immagine sola, ma si crea una sequenza dove per esempio al tempo 1 se ne illuminano 2, al tempo 2 se ne illuminano 3 e così via. In ogni istante vengono localizzate con precisione le molecole e poi si assembla tutto. Questo permette di passare da un'immagine di questo tipo a un'immagine di questo tipo, quindi molto meglio risoluta. Qui vedete un video, ovviamente diciamo, simulato e artificiale, che spiega un po' l'idea. Potete immaginarvi quindi delle molecole che vogliono rappresentare la Tour Eiffel e che vengono scansionate ad ogni acquisizione, vengono registrate le posizioni trovate e vengono accumulate di volta in volta. Questo permette quindi di ricostruirla. Okay? Quello di cui ci siamo occupati è stato in particolare il problema della localizzazione di queste molecole, quindi in questo caso ancora abbiamo idea di come funziona il modello fisico, abbiamo idea di quella che è la legge fisica sottostante, la legge di diffrazione, quindi abbiamo ancora un problema dove ci sono degli oggetti che sappiamo manipolare e l'informazione chiave qui è che per ogni elemento del video solo pochi pixel sono attivi. Questa è un'informazione che si può spiegare bene in termini matematici. L'oggetto è un oggetto molto complicato da studiare, ma che viene anche impropriamente definito norma, ma che fondamentalmente traduce l'idea di avere pochi pixel attivi. Okay? Quindi siamo riusciti quindi ad applicare degli algoritmi di questo tipo per ottenere, a partire da un video fatto così, un'immagine molto più definita come quella di destra. E abbiamo poi notato alcune difficoltà. In particolare questo protocollo di acquisizione è molto complesso, richiede che solamente poche molecole vengano attivate ad ogni tempo e quindi questo richiede un numero di acquisizioni spesso elevatissimo e l'ipotesi a priori secondo cui pochi punti sono attivi ad ogni istante temporale è spesso non vera. Immaginiamoci un campione dove non ci sono, non so, 20 o 30 punti attivi, ma 10.000. Questo può succedere e questo ovviamente rende la localizzazione molto più complicata. Ed è per questo tipo di problemi che abbiamo deciso di ricorrere a delle strategie ibride, dove abbiamo voluto potenziare un po' la capacità di localizzazione modellizzata solo da oggetti matematici con informazioni provenienti dai dati. In particolare quindi ci siamo occupati di problemi di questo tipo, dove qua potete vedere un'alta densità di molecole che si illuminano ad ogni istante, quindi questo è un problema di localizzazione piuttosto difficile e volevamo migliorare la qualità di questa immagine a partire da acquisizioni fatte così. Questo è il risultato, dove in bianco vedete le localizzazioni trovate con l'approccio che vi ho descritto ora. Vedete che non è male, ma
visto che stiamo cercando punti, troviamo delle linee che sono spezzate, ok? Chiaramente qui vorremmo ricostruire degli oggetti che sono continui, sono dei filamenti, che non sono delle linee spezzate, ma l'ipotesi di fondo che abbiamo è che abbiamo pochi punti per ogni acquisizione e ricostruendo punti troviamo quindi delle geometrie che sono poco coerenti con quella che è la natura biologica del campione. Quello che abbiamo fatto quindi è esattamente ritornare all'idea che vi raccontavo poco fa, in cui quindi abbiamo combinato un termine di adeguamento al modello che tenga conto della natura della diffrazione con un'informazione a priori non più modellizzabile, non più modellizzata con oggetti matematici, ma che attraverso molti esempi di immagine di filamenti sappia ricostruire filamenti. Semplicemente quello che si può fare è immaginare che se l'informazione a priori che cerco è che voglio ricostruire dei filamenti, basta fargliene vedere tanti e in modo opportuno il processo di ricostruzione lo saprà fare. Quindi la ricostruzione migliorata dopo l'utilizzo di questa tecnica è questa, quindi vediamo delle linee molto più continue, molto più fedeli a quella che supponiamo sia la natura vera del campione, e questa è l'immagine super risoluta. Ok, quindi concludo con una sintesi, diciamo, di quello che penso essere questo ambito di ricerca, che combina 3 aree almeno molto interessanti, ovvero la fisica, che serve per spiegare quali sono i modelli che legano l'input e l'output, la matematica, che in qualche modo vuole invertire questa fisica in molti contesti per passare da una ricerca della causa a partire dall'effetto, ovvero dall'immagine misurata, e come queste 2 discipline possano beneficiare dell'utilizzo di tecniche di apprendimento da esempi per essere in qualche modo potenziate e al tempo stesso per mantenerle però interpretabili non appena si introduce un legame col modello fisico studiato. Ci sono ovviamente numerose questioni che potrebbero sorgere. La prima è generale, vale per tutte le tecniche che hanno di base al loro interno degli approcci di intelligenza artificiale. Quali sono le garanzie che ciò che ricostruiamo è effettivamente l'oggetto che cerchiamo? È possibile dare stime dell'incertezza per ogni pixel, per esempio? Possiamo dire se con una certa probabilità stiamo facendo bene o male? Ho parlato di applicazioni, ho parlato per esempio di applicazioni alla microscopia, ho parlato di dati. Non è sempre facile avere tanti dati di riferimento, tanti dati buoni da usare come esempi di riferimento, quindi quanti ne servono, quali ne servono, di che qualità. E c'è ovviamente una questione, se vogliamo, un po' più anche sociale in qualche modo, cioè l'utilizzo di queste tecniche spesso richiede lo sviluppo di reti neurali, di architetture estremamente pesanti. Quindi a che prezzo fare tutto questo? Quello che posso dire rispetto a queste tecniche è che il legame con la fisica permette di ridurre notevolmente quello che è l'utilizzo di dati di apprendimento, perché in qualche modo siamo costretti dalle leggi fisiche ad avere un legame tra input e output. Quindi in questo senso queste tecniche sono interessanti, però a che punto chiedere dati, a che punto sviluppare modelli è una questione molto importante, e di questo ci stiamo occupando, sviluppando appunto delle tecniche di ottimizzazione appropriate che facciano intervenire l'apprendimento da esempi solo veramente dove è necessario. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per questa affascinante esposizione di metodi nuovi, moderni, che però da certi punti di vista appunto fanno pensare. Cioè, se io ho il microscopio, ho un limite comunque del microscopio, è un limite legato all'ottica, alla lunghezza d'onda, eccetera. Voi con l'imaging computazionale eliminate questo limite. Quindi utilizzate una serie di dati, li e quindi c'è come dicevi alla fine, c'è un grado di affidabilità elevato? Sì.
Allora, le tecniche per esempio di super risoluzione che sono state sviluppate e di cui ho parlato, per esempio quelle di localizzazione, sono tecniche che funzionano benissimo, bisogna dire, ma che richiedono l'utilizzo di protocolli molto complessi, per esempio. Quindi spostare la difficoltà verso la fase di trattamento dell'immagine è un modo anche per, potremmo dire, come si usa a dire in questi contesti, democratizzare le tecniche di super risoluzione in modo tale che non serva più un'acquisizione complicata ma un trattamento di dati complicato. L'utilizzo di tecniche che possano stimare l'incertezza sulla ricostruzione è qualcosa secondo me di fondamentale non appena si utilizza l'approccio di trattamento di dati con intelligenza artificiale. Per quello che riguarda però delle tecniche classiche, quindi quelle che ho mostrato prima di far vedere come il deep learning possa aiutare, queste sono in realtà molto affidabili già, ci sono già garanzie di ricostruzione, quindi tecniche classiche queste garanzie ce le hanno già. Per il deep learning piano piano arrivano e però hanno il vantaggio di rendere accessibile a molti più laboratori anche di ricerca queste tecniche. Quindi dal punto di vista democratico effettivamente ne vale la pena. Ne vale la pena. Cioè, se adesso c'è il gruppo dell'IT, una startup che ha costruito quei microscopi da banco usando l'iPhone, quindi noi non abbiamo bisogno di un microscopio che ci costa 100.000 euro, ci basta questa macchinetta, l'immagine non è granché, posso averne una serie ma non sono di una definizione così elevata, con i vostri sistemi possiamo arrivare ad avere un'immagine invece molto più definita e quindi più importante, un dato più rilevante. Per fare un esempio in questo senso abbiamo lavorato, mentre ero ancora in Francia, con un laboratorio di biologia del comportamento che si occupava di capire come delle alghe si sviluppano sulle baie in prossimità di Nizza. Quindi quello che loro facevano era andare veramente a fare dei campionamenti dal mare in vivo, quindi le alghe erano ancora vive, le misuravano, cioè le acquisivano con dei microscopi molto rudimentali e cercavano di capire come si sarebbero propagate. Molto spesso, diciamo, la velocità di riproduzione è tale per cui non si riesce a controllare, quindi addirittura la spiaggia doveva essere chiusa, e quindi aveva anche un'importanza cercare di avere un'informazione piuttosto veloce sul tasso di riproduzione. Quindi la difficoltà che c'è tipicamente in questi contesti è che il dato è brutto, perché tipicamente quando si usano strumenti standard non è facile, ed è per quello che serve cercare di capire bene, cercare di modellizzare bene quanto più si sa sulla fisica, quindi com'è il processo d'acquisizione, il rumore, e vedere se ci sono delle informazioni a priori, appunto cosa stiamo cercando, punti, altro. Bene. Vediamo se ci sono altre domande. Chiarimenti? Sì. Prego. Grazie innanzitutto per la presentazione che ha fatto. Quindi, quello che volevo sapere, scusi, c'ho un mal di gola fortissimo. No. Dunque, per quanto riguarda, io faccio un esempio, le TAC o cose di questo genere, il fatto di affidarsi a, diciamo, supponiamo l'intelligenza artificiale, prendere i dati così, siamo proprio così sicuri che poi ci ritornino indietro dei risultati corretti? Io dico lato medico, perché il medico magari su cose gravi, su malattie gravi, adesso non voglio dire cosa, però insomma si può capire, penso, su malattie gravi, la macchina credo che dia delle immagini, adesso non lo so, io non sono un tecnico, però se ci dovessimo affidare completamente a quella che è l'intelligenza artificiale, se poi per caso ritornassero dei dati sbagliati, supponiamo, facciamo un esempio, poi alla fine la responsabilità di chi sarebbe questo problema? Questa non so se è una domanda a cui so rispondere. Di certo questo è un rischio, nel senso che ci sono esempi ben noti di tutti i tipi, anche nell'immaging medico, che mostrano come spesso vengono introdotte nei processi ho parlato di ricostruzione di immagini, ma anche di classificazione, forse è quello di cui stiamo parlando qui, quindi per esempio, che ne so, tessuto sano da tessuto non sano, come la presenza anche di potremmo chiamarle interferenze, ho parlato un po' di rumore, quindi di rumore invisibile all'occhio umano possa totalmente alterare il tipo di predizione, quindi non è, diciamo, forse 10 anni fa avrei detto assolutamente no, ora possiamo dire che c'è molto lavoro in questo senso, le tecniche stanno migliorando, stanno dando effettivamente anche delle stime di incertezza,
quindi in un'ottica di intelligenza artificiale che si possa spiegare e che possa essere affidabile fino ad un certo livello, queste tecniche stanno arrivando, sulla responsabilità è difficile da dire. Non so se a me è stato detto anni fa, diciamo, io non sono, premesso che non sono fisico, non sono niente, però anni fa una persona che era laureata in fisica teorica, adesso parlo di tanti anni fa, quindi sicuramente non sarà più questo il problema, mi aveva raccontato, mi aveva chiesto chi è che ha fatto un attack. Io combinazione l'avevo fatta da poco, quindi ho detto io. Questa persona lavorava per capirci con l'uranio, purtroppo, cioè nel senso doveva fare dei controlli, si chiamano controlli non distruttivi, cioè delle cose particolari, sì, no? sì. Quindi per visualizzare, non so, tipo rotture nelle navi, quando non era possibile arrivare. E aveva raccontato che nonostante lui avesse lavorato con l'uranio per diversi anni, un attack conteneva più radiazioni, diciamo, di quello che lui aveva fatto in tutta la sua vita. Quindi mi chiedevo, anche questo non lo so se ancora adesso è così. Ci sono tecniche di diverso tipo di danno, credo che ora, diciamo, c'è un grande trend legato alle tecniche a bassa dose, dove questo rischio è eliminato o comunque è molto molto minore. Sì. Diciamo, con un conseguente probabile trattamento del dato che richiede più impegno, ovviamente, però sì. E giusto per concludere, forse mi è venuto in mente che anni fa mi è capitato di seguire una presentazione in cui utilizzavano la tomografia e queste tecniche per ricostruire delle visualizzazioni di scorie nucleari contenute in certi tipi di contenitori, ovviamente isolanti, che impedissero quindi un rischio. L'idea lì è pure, vabbè, quindi diciamo, qua stiamo parlando di cose effettivamente molto rischiose, ma le tecniche sono le stesse, quindi sono attacchi enormi in questo caso, le tecniche sono le stesse e si voleva capire appunto che cosa ci fosse dentro per evitare di aprirle. Bene, ci sono altre domande? Allora, gliene faccio ancora una io, perché hai parlato di un modello, di uno tipo di studio sull'arte, sui preparati artistici, eccetera. Quindi con questo vostro sistema noi possiamo verificare se un dipinto è stato modificato, è stato trasformato, è stato in qualche modo contaminato, diciamo, da un'altra persona. E anche in questo caso il problema è l'affidabilità. Qui non c'è il problema della salute del paziente, eccetera, però c'è il problema del valore dell'opera d'arte. Certo. E quindi anche questi metodi noi possiamo essere sicuri che il dato cioè lei ha tolto, sì, certo, hai tolto la foglia di fico oppure hai tolto i braghettoni, allora, è affidabile. Diciamo, questi non sono secondo me ambiti applicativi in cui si può pensare di lavorare senza un supporto di un esperto che verifichi quello che si trova. Ci sono esempi, sempre per questo tipo di approcci, in cui per esempio, allora, sempre per dei manoscritti miniati, ora non ricordo esattamente il motivo, ma me lo posso immaginare, comunque in alcuni dettagli erano state grattate via delle foglie d'oro corrispondenti ad uno stemma della famiglia che deteneva l'opera prima. Quello che ci avevano detto era cercare di ricostruire l'immagine così come avrebbe potuto essere, quindi ci siamo impegnati tantissimo per cercare di fare tutto e poi parlando con altri ci hanno detto che l'informazione stessa di avere un buco perché era stata depredata, in realtà quella era un'informazione da tenere, da non toccare, quindi spesso c'è anche la questione vale la pena farla questa azione o forse no, e in generale quindi per dire che c'è sempre un supporto che viene dagli esperti in questo tipo di applicazioni, non siamo mai da soli. Non siete soli. No. Ci sono ovviamente problemi per cui ha senso agire in modo autonomo, no? Altri progetti di restauro per esempio riguardavano il restauro di pale dipinte su supporti in legno, su cui si erano quindi formati dei crack legati all'usura, al tempo, alla temperatura e semplicemente si voleva cercare di rimuoverle. Quindi al risultato ottenuto abbiamo giusto chiesto così va bene, ci hanno detto ok e ci siamo fidati. Quando si tratta di distinguere
li abbiamo convinti, quando si tratta di distinguere cosa è stato dipinto prima e dopo, ci sono anche analisi più complicate sui pigmenti, per esempio, che sono indipendenti da trattamenti digitali, quindi abbiamo sempre bisogno di un supporto. Bene, ci sono altri chiarimenti? Allora, questa conferenza è l'ultima di una serie di conferenze che abbiamo fatto qui in Accademia e che hanno presentato i lavori e diciamo lo stato dell'arte nel campo del machine learning e dell'intelligenza artificiale e i relatori che hanno partecipato a queste conferenze fanno parte tutti del centro MALGA, che è il machine learning dell'Ateneo di Genova, e che noi ringraziamo attraverso lui, ma abbiamo anche un relatore che c'è già stato da noi, quindi abbiamo trovato estremamente interessante, anche se in alcuni casi difficile da capire, almeno per molti di noi, per me, a cominciare da me. Però devo dire che è una frontiera veramente importante, interessante, che ci pone degli obiettivi e ci fa pensare di poter arrivare a risolvere aspetti molto diversi, come hai dimostrato tu, ma come hanno dimostrato anche i tuoi colleghi. Quindi grazie ancora a tutti voi di aver partecipato a questa serie di conferenze e quindi speriamo di farne altre successivamente avendo nuovi risultati dai vostri lavori. Grazie anche al professor Alessandro Verri che ci ha aiutato a mettere insieme questa serie di conferenze. Vi ringrazio tutti voi e buonasera. Alla prossima conferenza. Devo dire la conferenza, scusate perché mi dimentico sempre, la conferenza di lunedì ci sarà, sono 2 conferenze la prossima settimana di lettere e lunedì ci sarà il professor Nicola Ferrari che parlerà del Der Unsichtbar, cioè l'invisibile e le voci di Elias Canetti. Quindi, se vi interessa, ci vediamo lunedì pomeriggio. Grazie.